Anche il passaggio della scrittura di Bach a seconda delle case dove hai vissuto. Ma veramente? Sì, quindi più o meno carrozze, come può aver influenzato l'orecchio del... I cavalli facevano molto, Esatto. chiamiamolo rumore, suono. Esatto. Un rumore della natura, possiamo chiamarlo suono, però erano potenti. Sì. Si dice, ma nell'epoca barocca, i cavalli erano, ci sentiva molto, Sì. la carrozza. È interessante perché appunto rientra in tutta questa riflessione partita dall'America sul Interessante. perché No, e poi diciamo la verità, il Gian Arnon Cour diceva che non è yattatatata, ma è yattatatata, che nemmeno si può scrivere un ottavo, 2/16. Non è il cavallo non fa yakatatatata, fa yantatatatatata. Quindi la musica non si può scrivere. Arnon Cour parlava del cavallo. Questa è una cosa, mi ricordo, un'unica volta, poi io me ne sono impadronito, ho parlato sempre anch'io, che questo è il ritmo del cavallo, è la macchina barocca, è il mezzo, il veicolo. E siamo qui nuovamente a Casa Malipiero per una conversazione veramente con un ospite speciale, il maestro Sergio Azzolini, a cui quest'anno verrà conferito il Premio Gioie Musicali nella sua quinta edizione. Maestro, benvenuto, grazie di essere qui con noi. In questa che lei ha definito essere un luogo veramente significativo, la casa di un compositore, di un autore che ha scritto ben precisamente per il suo strumento. Assolutamente. Beh, innanzitutto io premetto che è un onore essere in questo luogo e credo tantissimo nell'energia dei luoghi. Dico sempre che la pietra non dimentica. Questo è un luogo antico. Certo. Il legno non dimentica. Io penso che questo grande uomo, Gian Francesco Malipiero, che ha dimostrato durante la sua vita l'amore per la musica e ha dato tantissimo. Adesso immaginarmi di essere qui, è la prima volta nella mia vita che entro in questo luogo. È un onore, è bellissimo e in un certo senso forse anche attingere con un pizzico di egoismo di questa energia che è rimasta in questo luogo. Certo, che l'avrà lasciata anche perché ne potessimo godere. Lei lo dice spesso che i luoghi raccontano e fanno parte della musica antica. Le pietre lo raccontano. Questo è un aspetto interessante perché la musica barocca si fa ovunque, anche in luoghi che non sono barocchi. Però ci sta benissimo anche nei luoghi che non sono barocchi. Però quando trovano gli spazi per cui è nata c'è qualcosa di veramente diverso. Lei questa cosa lo sottolinea sempre. Sì. Crede che sia la quota di un repertorio che noi definiamo per ragioni storiche barocco in quel periodo. Sì. Diciamo che senza volere essere superstiziosi o troppo mistici, Certo. io penso veramente che la qualità del suono di alcuni luoghi e la qualità del silenzio. Per esempio qui adesso, che iniziamo la nostra conversazione, uno scambio di idee, io sento una qualità di silenzio incredibile. Il silenzio che aiuta la musica, il silenzio che ci aiuta ad ispirare, expiratio, inspiratio. E diciamo che ci sono dei luoghi che secondo me potrebbero, non lo so, anche creare tensione. Certo. E secondo me nel barocco, nell'epoca antica, nel 600, nel 700, il ritmo di vita era un altro. Chiaramente, io non c'ero. Non posso dire che l'essere umano non avesse tensione, stress, il dover finire di scrivere un'opera. Io posso solo immaginarmi, a mano, Certo. Scrivevano la musica a mano. C'era sicuramente anche questa pressione del tempo. Non avevano aiuti, non avevano macchine, dovevano scriverla a mano. Sì, poi c'era la stampa,
Ma naturalmente la tempistica, cioè i tempi delle macchine dell'epoca erano diversi. Quindi diciamo il silenzio di alcuni luoghi, che poi, ripeto, è anche l'acustica. Se vogliamo metterci del mistico, la pietra, il legno, l'energia fantasmica che è rimasta di tutte le persone che sono passate da questi luoghi, ci porta indietro nel tempo e forse ci dà più calma, più tranquillità, gravità. Così, questo è un'ipotesi, diciamo. Certo. Le chiedo, concertista, interprete, viaggia in tutto il mondo, è considerato il maggiore interprete del suo strumento, il fagotto, lo dico io, non lo dice lei, e quindi me ne assumo la responsabilità. In Italia la musica antica è ancora considerata una musica di nicchia. In Europa, penso anche negli Stati Uniti, invece la musica antica ha un fiorire continuo. Tantissimi giovani si avvicinano, l'approfondiscono, lo studiano, riescono a trovare anche dei benefattori che li sostengono nel loro percorso. Come mai non accade questa cosa in Italia e perché invece altrove? Lei arriva da Bolzano, che è una terra baciata dalla musica, insomma l'Alto Adige è una regione in cui fin da piccoli viene dato in mano uno strumento. Cosa ci può dire di questo? È una domanda molto, molto difficile, devo dire, perché implica anche una certa critica alla nostra società e al nostro paese. Allora, secondo me, io partirei da lontano. Allora, noi in Italia siamo musica, la nostra lingua è musica e siamo anche natura, cioè lo splendore del nostro paese. Certo. Se io penso a tutte le regioni, a tutto ciò che offre il nostro paese, le montagne, le colline, i mari, tutto, c'è tutto. E la musica è legata sicuramente alla lingua. La musica non ha, secondo me, non ha una nazione. Ci tengo a dirlo, certo. Lungi dal fraintendere. Non ha una nazione, però la lingua italiana ci aiuta a cantare. Lo dicono tutti, gli stranieri dicono ma che incanto, mi incanta l'idioma, mi piace tantissimo questa lingua. Allora, c'è la musicalità, quindi noi abbiamo la musicalità dentro. E in più c'è la natura, per quello dicevo il nostro paese, abbiamo la natura e la musica è legata anche alla natura. Purtroppo adesso il legame con la natura è un diminuendo continuo. Certo. Però, e secondo me, avendo una lingua così bella, avendo un paese che offre così tanto, in un certo senso forse quasi ci crogioliamo. C'è un non so che quasi di automatismo, di passività. Di abitudine. Forse abbiamo troppo. E in altri paesi, sono stati dei paesi che sono stati veramente rasi al suolo, città tedesche, andiamo a vedere, poi hanno una chiesa, non dico nemmeno una cattedrale, certo. Una chiesa. Questo è un luogo incredibile, dobbiamo celebrarlo, dobbiamo fare la musica, dobbiamo organizzare i concerti, dobbiamo celebrare questo luogo, dobbiamo veramente anche approfittare di questo bene. In Italia, l'Italia è arte. Certo. Forse abbiamo troppo e dovremmo in qualche modo anche forse non criticarci, ma perché a me piace l'autocritica, è certo. importantissima, però aprire gli occhi e dire ma noi abbiamo inventato tantissime cose. E chi era Antonio Vivaldi? Un uomo secondo me incommensurabile. Che musica ha inventato Vivaldi? Sì. Eccetera eccetera. Poi è chiaro che poi se andiamo a toccare il capitolo delicato istituzioni, l'università della musica. Noi abbiamo un'accademia in Italia, abbiamo una bellissima accademia, l'Accademia Stauffer a Cremona, certo, per gli strumenti ad arco. Non abbiamo un'accademia per gli strumenti a fiato.
il fagotto è stato inventato in Veneto nel 1503 dal signor Bassano, Hieronymus Bassano, a Bassano del Grappa. Certo. Qui, in questa zona. Poi aprì bottega a Venezia, naturalmente. Se racconto questa storia qualcuno mi dice, come? Non lo sapevo. Sì, il fagotto, anche il nome, il fagotto era un pacchetto. Certo, un fagotto, come diciamo noi in Veneto. Un fascio. Esatto. E allora, perché lo avvolgevano in un panno e lo portavano proprio a mo' di fagotto. Però nasce proprio in questa regione. Allora io dico, che cosa abbiamo inventato noi, senza peccare di campanilismo, nazionalismo? Secondo me dobbiamo anche un po' ricrederci. E magari, chi lo sa, ci sono dei mecenati come troviamo in altri paesi, quali la Germania, la Svizzera, il Grande Nord, che un giorno si lasciano convincere e dicono sì, celebriamo la musica, investiamo nella gioventù. E qui devo dire, qui faccio sicuramente adesso un complimento ad Asolo, perché Asolo ha questa tradizione. Certo. Asolo nasce, io immagino, grazie a Gian Francesco Malipiero, qui nasce non solo il suo amore per la musica, la sua etica, ma la condivisione della musica. Tutti i festival, tanti anni di tradizione, tanti musicisti che conoscono Asolo come un centro della musica proprio, non solo quella antica, tutta la musica. E secondo me, sì, è vero che stiamo passando un periodo un po' delicato e che appunto parlava di nicchia, ma io sono ottimista e speranzoso. Beh, sono felice allora di questo. Lei ha parlato di questa famiglia dei Bassano che poi prende il largo in Inghilterra, fa delle cose pazze in Inghilterra, se si sviluppa un certo tipo di repertorio anche vocale è grazie ai Bassano, alle voci delle loro figlie. Questo è un po' quello che ha fatto anche lei, perché dopo i suoi studi a Bolzano si è mosso in Europa per più di 30 anni, è rimasto in terra straniera per poi rientrare in Italia. Ha insegna fagotto all'Hochschule di Basilea, che oserei dire ormai negli ultimi 20 anni è diventato un po' il paradigma in Europa per la musica antica in qualche modo, ma almeno è un luogo di riferimento nella formazione. Ci tengo a dire che io a Basilea non ho insegnato il fagotto barocco, ovvero quello moderno. C'era questo posto vacante di fagotto moderno e musica da camera, devo dire, che mi attirava tantissimo, e poi il luogo sicuramente è sempre stato legato da anni alla musica antica, grazie alla scuola Cantorum, la scuola proprio di musica antica, penso una delle scuole più importanti d'Europa. Allora, sì, prima insegnavo a Stoccarda, poi mi muovo in direzione di Basilea, però devo essere sincero, l'insegnamento del fagotto barocco non è mai stato legato alla città di Basilea, ci tengo a dirlo. Ma l'insegnamento nelle città, l'insegnamento all'estero, che cosa le ha permesso di vedere della didattica e anche della musica rispetto a quello che è il nostro paese comunque? Allora io posso solo andare indietro nel tempo. Adesso non voglio essere troppo biografico. Allora, io i curriculum vitae io li abolirei tutti, diciamo la verità, e anche sui visti. Cosa scriverebbe nel suo curriculum vitae ideale? Ma io scriverei, secondo me, Sergio Azzolini. No, io scriverei anche magari un aneddoto, magari dire che quando ero piccino io volevo disegnare, mi piaceva disegnare. Mi piaceva dipingere, ma soprattutto disegnare. E a Bolzano, all'epoca, non esisteva una scuola d'arte vera e propria, la mia cittadina sudtirolese. C'era il conservatorio, però. E i miei genitori, in particolare mia madre, disse: se ti piace disegnare, ti piace l'arte, le muse, proviamo con la musica. Io scriverei... ama disegnare, amava sin da bambino disegnare e iniziò ad esprimersi con l'arte dei suoni, per esempio.
e ora è molto felice di aver ricevuto un fagotto, perché è uno strumento che è tutto ciò che vuole essere. Può fare il basso e quindi supportare le melodie, può cantare, può imitare la voce umana, può fare anche la melodia. E quindi è uno strumento, diciamo, sicuramente che offre tanto. Però lo suona per caso. Punto esclamativo. Quello sarebbe il curriculum. Basta. Allora, comunque, ha trovato un modo diverso di usare il colore. Sì. Allora, adesso diciamo Certo. così. Allora, se torno indietro nel tempo, evitando il curriculum vitae, allora, il mio primo posto di lavoro fu Stoccarda. Una cosa bella, per esempio, di questo paese estero, nella Svevia, ero veramente molto giovane, e mi dissero: suoni, insegni. E così fu. Adesso il mondo è cambiato, bisogna avere i crediti, i credit point, poi li chiamano in inglese, eccetera. Certo. Bisognava suonare, presentarsi, è stato molto bello. Io ho un ricordo bellissimo di questo esame per prendere questo posto di insegnamento, che all'inizio era una semplice supplenza, da lì Certo. poi dopo cosa nasce cosa. Ecco, quindi un ricordo molto bello di persone che veramente davano la priorità a tutto ciò che era la cosa più importante. Cioè, noi adesso vogliamo, desideriamo una persona che ci convinca attraverso il suono. Se lui insegna la musica deve innanzitutto prima saper suonare e poi però deve riuscire ad avere anche la maniera per trasmettere, e quindi è un ricordo molto bello di questo paese aperto verso quello che è l'arte. E questo che racconta, c'è questo aspetto artigianale dell'essere il musicista, Sì. che ormai è stato messo completamente da parte per la parte più artistoide. Invece c'è questa artigianalità che lei ora ci ha ricordato, che è alla base dei grandi maestri di cui parlavamo poco prima di questa intervista, di questa chiacchierata, insomma. Sì, Cioè proprio saper maneggiare. Artigianale secondo me è anche vera. Adesso torniamo, ecco, visto Sì. che parlavamo dell'epoca Certo. antica, cioè, il panettiere, chi faceva il pane imparava come imparava, andava Facendo, certo. e guardava come si faceva e poi cercava di farlo assieme. Certo. Chi faceva le scarpe, quindi suoniamo insieme, proviamo e poi vediamo. Quindi diciamo, sì, poi adesso è diventato, diciamo, tutto questo discorso un po' come adesso cerco il termine, self-promotion. Sì. All'epoca non esistevano i telefonini, non esisteva il computer per i musicisti. Chiaro. Adesso se un musicista non mette il suo video e lo manda in onda in YouTube, eccetera, il musicista deve stare sulle partiture, guardarle e dire: "Oh, mi addormento guardandomi il manoscritto", non stare davanti al computer e mandare i video in onda, eccetera. Quindi è un po' il mondo che ci obbliga a essere così. Certo. Io predico questa cosa e ci allontaniamo un po' da questo discorso artigianale. Mi piace tantissimo questo termine. Sì. Le chiedo una cosa, lei ha inciso tutti e 39 i concerti per fagotto di Vivaldi, 4 volumi, però sono state premiate anche le sue interpretazioni di Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart, Haydn, tantissimi autori. Possiamo ancora parlare di scuole, oppure in questa grande riflessione che lei fa sulla musica per il suo strumento attraverso le sue pubblicazioni, i suoi dischi, possiamo parlare ancora di scuole, oppure c'è un flusso unico che scorre lungo il tempo e che le permette di raccontarlo? Allora, dietro alle registrazioni c'è un lavoro, diciamo, molto grande, devo dirlo. Cioè, adesso non voglio fare il finto modesto. C'è un lavoro molto grande. Per esempio, quando ero molto più giovane, io rinnegavo le registrazioni. Dicevo: no, la musica si fa solo dal vivo, io non voglio fare i dischi, non mi interessa. Io poi li chiamo ancora adesso dischi proprio. Certo. Però ho un ricordo bellissimo di un fantomatico disco, penso 1996 forse, con
collega, carissimo amico Christophe Guan, violoncellista, che mi disse: io so Sergio che a te non piace il disco, però dai, vieni, suoniamo nella chiesa, accendiamo un microfono e suoniamo tanto e poi decidiamo se ci piace, se non ci piace. Non c'era questo incubo del, ecco, adesso facciamo da battuta 1 a battuta 20, poi facciamo da battuta 18 a battuta 27, poi tagliamo, poi si suonava. Quindi era un cercare la musica, un ripeterla, e poi il disco aveva pochi tagli. Quindi torniamo anche a un artigianato, anche qui, a un qualcosa di molto più vero anche. Un disco anche però legato anche più al discorso di un concerto fatto anche per noi senza pubblico. E questa esperienza è stata un'esperienza molto bella, a differenza di altre che io avevo già vissuto, che erano una specie di incubo, cioè, mi sembrava di essere una specie di burattino a servizio del tecnico del suono che diceva così, ecco, una specie di jukebox. Certo. Questa libertà di poter suonare tanto, di ripetere, e di colpo dissi: ma è bello, il disco offre addirittura forse anche di più del concerto, perché possiamo ripetere tante volte e fissare un'idea. E mi innamorai del discorso disco, ma solo in condizioni speciali. Quali sono le condizioni speciali? Tanto tempo, musicisti che mi sopportano, perché io stresso i colleghi dicendo no, ancora. Se qualcuno mi dice perché, io gli dico perché il meglio non è mai morto. E perché? Perché ripetere è bello. L'ha detto Dario Castello nel 600, ha detto: mi scuso con i gentili lettori di aver scritto una musica in stile moderno, così difficile, ma nulla è difficile per chi si diletta. E io ci aggiungo adesso per chi ama. Certo. E ripetete la musica, dice Dario Castello, ripetetela e la musica stessa vi dirà come deve essere suonata. Quindi questa teoria o etica, queste frasi magiche del maestro della compagnia di strumenti da fiato di Venezia del 600, di ripeterla tanto la musica. Allora, parentesi, ma i compositori, chi ha scritto la musica? Adesso torno a Vivaldi, andiamo a visitare Bach. Quanto tempo hanno dedicato per scrivere un concerto, Certo. per scrivere un'opera, per scrivere una passione, per scrivere una cantata? E quanto amore, quanto tempo dobbiamo dedicare noi per fissare questa musica? No, ma adesso è insieme, l'intonazione va abbastanza bene, è insieme, bene, ce l'abbiamo. Che cosa abbiamo? Le note insieme e l'intonazione? Ma no, allora è meglio che non sia insieme e che sia magari neanche tutto intonato, ma che ci sia un'idea dietro questa musica, che sia l'idea comune. Allora quello è l'insieme, quello è il disco, questa è la ricerca. E il lavoro grande implica la partecipazione di persone innamorate della musica e con una forza incredibile d'animo e anche fisica, passare una settimana insieme a incidere la musica e ripeterla tantissimo. Allora io ho fatto dei dischi con 7 concerti di Vivaldi, l'ultimo non è ancora uscito, c'è anche il volume 6 adesso, uscirà, e l'ho inciso 2 anni fa e non ho ancora avuto il tempo e il coraggio di ascoltare tutti i take. Mi accingo adesso, proprio quest'estate. Allora, perché a me piace inciderlo, ma poi riascoltare e scegliere quali sono i momenti più importanti è un lavorone, il montaggio del disco. E in questo caso nel discorso di Vivaldi partecipo, ho deciso proprio di farlo. Allora, diciamo così, il disco con 7 concerti per fagotto di Vivaldi dura 6 giorni. Cioè, facciamo 7 concerti, eseguiamo 7 concerti in 6 giorni. Cioè, un concerto è un movimento al giorno. Ma per me è normale. Se penso alla tempistica del compositore, quanto amore, quanto tempo lui ha dedicato per scrivere questa musica. Allora io che non l'ho scritta, chi sono io? Cioè, anzi, devo chiedere scusa e perdono di dire: ma posso suonarla? Certo.
e allora ci dedichiamo più tempo possibile. Questo. Quindi c'è tanto lavoro dietro, ma il disco non lo faccio io, lo faccio con l'orchestra. Certo. E quindi bisogna trovare le persone con l'idealismo. Punto esclamativo. Certo. Ne approfitto della sua presenza, perché sono pochi i musicisti italiani che conoscono Vivaldi così a fondo perché lo praticano. Allora, parto da un po' distante. C'è questa abitudine, buona peraltro, che è anche di per sé ormai è diventato un luogo comune, del fatto che Mozart fosse così divinamente ispirato, le sue partiture così linde, limpide, dove proprio il flusso, lui che racconta nelle sue lettere, mi fermo in mezzo alla natura, aspetto che arrivi l'ispirazione, quello che passa, quando ho raccolto tutti i pezzi li scrivo. Vivaldi ha un'invenzione che forse è di gran lunga ancora più complessa, all'apparenza semplice, e i suoi manoscritti tradiscono questa grande chiarezza compositiva. Qual è? Questa è la domanda da n milioni di ducati. Qual è il segreto di Vivaldi? O almeno quella scintilla che lei ha intuito in questa grande opera di poterli incidere tutti i suoi concerti. Allora, io mai potrei dire qual è il segreto, perché certo. sarei un esaltato. Io penso, cioè, non si può. Io posso solo dire, ecco, io posso ipotizzare, posso immaginarmi, ma stiamo parlando di un compositore così grande, di compositori così grandi, che è molto molto difficile capire e dare una risposta. Però qualche idea ce l'ho. Allora, io direi così, con umiltà. Allora, Vivaldi innanzitutto appartiene, secondo me, a una sorta di compositori, ed è bello il paragone con Mozart, sono i compositori immediati, quelli che praticamente hanno l'ispirazione e scrivono di getto. Poi Mozart aveva anche il suo librettino per certo. gli schizzi, chiunque, però c'è questa immediatezza e c'è questa pulizia nelle partiture. Se guardiamo le partiture di Vivaldi c'è una correzione, magari su 3 movimenti, ma è incredibile. Sembra che veramente venga dettata da un angelo custode, la musica, e Mozart anche. Allora, diciamo così, questa famiglia, questi compositori, questi geni universali e incommensurabili, sono una famiglia di compositori. L'altra è Zelenka. Allora, compositore paragonabile in un certo senso anche a Johann Sebastian Bach, che scrive musica complicata, difficile, cancella, attacca una pezza e riscrive sopra altre note, la stacca, guarda, e poi ci riattacca una pezza. Sono tutti questi manoscritti con dei cerotti attaccati sopra, così, e si vede che cambia, modifica. In questa famiglia ci metto Beethoven, perché lui si correggeva sempre. Allora, io adoro le due famiglie, il genio della velocità e della sintesi, perché Vivaldi, quando può essere più sintetico, prova a esserlo ancora di più. Cioè lui veramente, in italiano io direi lo spaghetto aglio, olio, peperoncino. Non hai bisogno di nient'altro. Mentre Bach, Zelenka, e poi ho detto sono arrivato addirittura a Beethoven, i compositori complessi cucinano con tanti sughi, poi mettono nel forno, coprono tutto di formaggio, è tutto molto più pesante, molto più... Ma sanno cucinare in questa maniera, ed è magnifico anche. A me piacciono entrambe le famiglie. Allora, cosa c'è dietro alla famiglia di Vivaldi? E mettiamoci anche Mozart, a questi geni veloci, perché conosciamo l'aneddoto che Vivaldi disse: io sono più veloce nello scrivere un concerto che un copista che copia il mio concerto, e io arrivo prima di lui, io non ne ho scritto uno nuovo, l'ho inventato in quel momento, lo scrivo, ma lo invento in quel momento e vinco io. E lui che deve solo copiare ci mette più tempo. Quindi si sa che lui avesse questa
questa velocità incredibile nel scrivere la musica, proprio di getto. Allora, il segreto, secondo me, di questa famiglia di compositori, e in particolare Antonio Lucio Vivaldi, secondo me era il genio. E il genio non è la spiegazione. Il genio, secondo me, è come i bambini sono geni. Allora, i bambini, io chiedo adesso a mio figlio, Biagio, dimmi una cosa. Una persona adulta direbbe, riguardo a che cosa? No, dimmi una cosa. Si gira e dice, libro, perché ha visto il libro. Certo. Dimmi un'altra cosa. Sedia. Cioè, lui guarda e dice, bene, ho scelto questo vocabolo. E Vivaldi è così. Lui si gira, vede il mare che si muove e scrive Tempesta di mare. E scrive il concerto intitolato La tempesta di mare. Poi a un certo punto, la notte è sveglio, non riesce a dormire. Chissà che vita, chissà che tristezza deve aver avuto questo uomo, che malinconia, che solitudine. Fantasmi. E scrive i fantasmi. Secondo me questa potrebbe essere un'ipotesi, cioè lui qualsiasi cosa era musica per lui. Crocifisso, breviario, caduto per terra. Adesso racconto la storia che mi è caduto il breviario. Non lo so, oppure Certo. gli proibiscono di fare l'opera a Ferrara, perché lui praticamente frequenta il mondo mondano dell'opera, Certo. nonostante lui sia un prete. Non può, poi lui frequenta anche la cantante Anna Girò e la sorella. E lui riceve una lettera, immagino, riceve una lettera dove si dice l'opera a Ferrara non si fa, perché non si può, la Chiesa non vuole che... L'imprevisto. Scrivo un concerto. Il batticuore, sto aprendo la lettera. L'imprevisto. Apre. Lo sapevo, che tristezza. L'opera non si fa. E lui, cioè qualsiasi stato d'animo, qualsiasi avvenimento nella vita, nella sua vita, mi immagino, ho detto è un'ipotesi, certo. Ciò che lui vede, ritorno al libro, sedia, mare, odori di pesce, mercato del pesce, fantasmi, tutto quello che volete, la lettera, cioè qualsiasi cosa diventa musica. Cioè lui mette in musica. Allora, qual è il segreto? Non è un segreto dei poveri. Allora, io a ogni brano che suono di Vivaldi ci metto un titolo. Io dei 39 concerti di Vivaldi, tra l'altro adesso sono diventati 40 perché ho scoperto un catalogo Selloff che cita un fantomatico concerto per violoncello o fagotto. A dire il vero c'è una E commerciale, però è una O. Sono fondamentali nella storia della musica. Sì, allora, però è molto bello perché nel catalogo Selloff del Settecento è molto interessante, c'è il paragrafo musica per violoncello, musica per fagotto o flauto e musica per violoncello e commerciale fagotto. E lì si cita un fantomatico concerto di Vivaldi senza tonalità che è scritto per entrambi gli strumenti, intercambiabili. Fantastico. E quando scopro questa cosa mi impadronisco di uno dei concerti per violoncello tra i 27 concerti per violoncello e diventa il 40esimo, quindi sull'ultimo disco ascolteremo il numero 40. Ecco, adesso faccio un po' di pubblicità. Fantastico. Allora, che cosa succede? Che ai 40 concerti per fagotto di Vivaldi io ho dato i titoli, ne ho dati 39 perché un unico è già intitolato e si intitola come lei conosce La notte, ma tutti gli altri li ho intitolati io, i titoli più svariati, il pimpante, l'arlecchino, adesso ho messo il saggio, un concerto in do minore con tanta gravità, ho rubato dei titoli da Vivaldi, per esempio il piacere, il sospetto,
titoli che lui poi ha usato per i concerti di violino. Sì. E poi tanti li ho inventati io e li ho cercati a lungo, a volte li ho cercati per mesi e mesi, ripetendo la musica dalla scuola di Dario Castello, certo, e mettendo poi un titolo. In alcuni concerti, per esempio c'è un concerto che inizia in La minore e finisce in Do maggiore. Adesso non mi ricordo nemmeno il numero. Allora, mi do si la la, mi do si la nam, di do da din din din, che poi tra l'altro dopo trascrive per oboe. Questo concerto inizia in La minore e finisce con una fuga in Do maggiore. Allora, La minore, Do maggiore, l'ho chiamato il cambiamento. E mi sono immaginato che nel primo movimento succede qualcosa di grave. Le pene dell'anima. Ho un problema. Il secondo movimento, che è in Do maggiore, dove tutti gli archi suonano all'unisono e creano un suono veramente particolarissimo, sospeso, come essere in coma, l'ho chiamato la convalescenza. Non so se sopravvivo a queste pene dell'anima. E l'ultimo, che modula, ha risolto tutti i problemi e va in Do maggiore, la guarigione. E il concerto si intitola Il cambiamento. Addirittura ho dato dei titoli ad ogni movimento. Allora, se io suono il primo movimento e so che il problema è grave, lo suono in un modo drammatico e racconto la storia di questo dramma ai miei amici musicisti, colleghi, con i quali io condivido questa musica. Se io parlo di coma nel secondo movimento, una persona che sta combattendo e non si sa se riuscirà a sopravvivere perché è in coma, come sarà il suono di tutte le ottave quando tutti suonano all'unisono? E la gioia di essere guariti? Come sarà la scelta del tempo e la gioia di dire la vita continua? Certo. I problemi c'erano, ma sono superati. Ecco, allora, secondo me è importantissimo dare un titolo. Ho parlato troppo. No. Però mi fa delle domande tranello, mi chiede le cose che a me piacciono. Allora, parlo troppo. Ha parlato il giusto. È interessante quello che dice, perché notavo prima, anche per me è la prima volta qui in Casa Malipiero, e sopra l'architrave della porta d'ingresso c'è scritto tutto è puro per i puri. Quindi l'occhio con cui Vivaldi guardava evidentemente la realtà era talmente puro e riusciva a ritrovarci un suono, e così lo fa lei nel leggere i concerti. Esatto. Non voglio, va bene, non entro nel curriculum vitae. Io dico solo questo, certo. Io faccio quello che posso. Certo. Ci provo. Le chiedo, in questi giorni lei sta vivendo un'esperienza che io immagino sono emozionante se mi medesimo nei ragazzi che stanno lavorando con lei. State preparando questo concerto per la sera in cui riceverà il Premio Gioie Musicali, quinta edizione, e sta lavorando con dei giovani interpreti. Mi piacerebbe anche chiederle che cosa ci riserverà la carta di sala, perché Elisabetta è stata con me estremamente severa e non so nulla di quello che nella carta di sala sarà presente, ma quello che sta vivendo in questi giorni, l'energia. Il premio l'ho già ricevuto. Sì. Il premio è poter suonare con questi musicisti, con questi giovani. Cioè, è incredibile, questi giovani sono tutti incredibili, tutti, perché di colpo, improvvisamente, mi rendo conto che se abbiamo l'idealismo, l'amore per la musica, tutto il resto non conta. L'ego, mettere l'ego davanti, tutto. Io vedo questi giovani che quando li invito a ripetere e ripetere per tante volte e andando a cercare, a scavare, a cercare nella musica che suoniamo, che è estremamente complessa, il dettaglio, ma soprattutto la comunione, la complicità. Sentiamo questo accordo, è teso? Allora seguirà una distensione. Lanciamo questo accordo e suoniamo tutti in risonanza. Cioè, quando parlo di queste cose e vedo che prende forma, cioè, è un premio poter avere un riscontro del genere, e per avere un riscontro del genere secondo me le persone devono crederci.
Questo è il premio, è suonare con questi giovani, giovanissimi, e poi devo essere sincero, per me l'età non conta. Se mi chiede quanti anni ho, le dico io sono l'uomo senza età, perché quando suono mi dimentico di tutto, Certo. divento bambino, dobbiamo rimanere bambini nella musica in un certo senso. L'unica cosa che è cambiata durante il tempo, penso, è proprio il contatto con la velocità della musica. Viviamo in un momento di velocità, secondo me l'allegro, Sì. il tempo giusto, oggigiorno a volte È un abbiamo l'acqua alla prestino. gola, è velocissimo. Certo. Allora io chiedo a tutti questi giovani di respirare e di non suonare sempre tutto velocissimo. Certo. Questo. Sì, è una gioia, e il titolo del festival è anche le gioie musicali, Certo. tutto ritorna. Condividere la musica con queste persone è stupendo, stupendo. Fantastico. È estremamente interessante questa riflessione sul ritmo che fa, perché la musica antica lo impone ai suoi interpreti, una visione del ritmo che è nettamente diversa. Il ritmo è scorrere per me, e lo sappiamo, Certo, in antico esatto. greco, no? Però naturalmente è misura, ma è anche scorrere. Allora per me la musica antica, adesso non voglio dire, cioè, secondo me è pericolosissima la teoria, Certo. nel senso che dico sì, l'80% della musica Chiaro. antica inizia con un lancio, ci sono dei brani che iniziano sono sussurrando, esatto. da niente, però il lancio che poi produce la risonanza è antico, secondo me. Lo vediamo che vediamo che gli strumenti antichi funzionano così, non funzionano pressando, con la forza fisica, lasciare vibrare. Però per danzare dobbiamo sicuramente lanciare. Allora c'è una forza cinetica, chiamiamola Certo. così, è come se il pendolo, cioè, non si muove da solo, lo devo lanciare e poi dopo va da solo. Allora io insegno tantissimo fare la musica con le onde, tanto è vero che la mia orchestra poi l'ho chiamata l'onda armonica, e l'onda nasce se c'è del movimento, ma Certo. il movimento è innanzitutto il respiro, expiratio, poi io soffio nel fagotto, quindi e poi mollare, lasciare vibrare il suono e lasciare lo strumento vibrare, non stressare. C'è questa cosa del suono tenuto così, è pericoloso per la musica antica, però la linea è importante. Certo. Allora come facciamo? Allora nel momento nel quale io lancio e poi lascio scorrere, c'è il ritmo. Ecco, questa è un'idea del ritmo che ho. Interessante, molto vicino effettivamente, veramente interessante. Maestra, lei prima dell'inizio di questa conversazione, in quello che chiamerebbero il backstage, diceva preferirei suonare piuttosto che chiacchierare. Nel Però senso sono che, loquace, lo vede? assolutamente, ma con grande mia gioia, perché veramente ci ha regalato dei momenti e delle intuizioni, lo so, ma lo dico io, non lo dice lei, lo dico io, di intuizioni veramente forti sulla musica. È stata un'occasione veramente per mettere a fuoco dei dettagli importanti, ed è estremamente per me interessante e anche curioso che avvenga attraverso appunto la visione di un interprete di uno strumento così particolare che non vorrei dire quasi scompare nella testa dei più del pubblico, però effettivamente il suo punto di vista è stato estremamente centrato. Io, maestro, la ringrazio per questo tempo che ci ha dedicato. Sono io che devo ringraziare. No, assolutamente. Che voglio ringraziare, perché è anche un onore. Abbiamo iniziato con la parola onore, senza adesso troppi Certo. formalità, eccetera. Allora, diciamo così, io devo ringraziare tutti. Io devo ringraziare Elisabetta, che la dietro... signora Elisabetta, la maestra Elisabetta, che mi ha invitato. Devo ringraziare lei, devo ringraziare tutti questi giovani, devo ringraziare Gian Francesco Malipiero, che secondo me è qui presente, perché io credo agli angeli custodi. Certo. Devo ringraziare tutti coloro che rendono possibile questo, chiamiamolo piccolo avvenimento, già una parola forse troppo grande, però questo scambio di energia. Sì. Ecco. Esatto. Grazie. Lo definirei così, un meraviglioso e proficuo scambio di energia, proficuo per le nostre anime. Grazie di cuore, maestro, davvero. Grazie E grazie a Gioie Musicali. Grazie, davvero.